Questa è una grande conferenza a livello mondiale, World Health Forum, saranno 4 giorni e i 2 giorni centrali saranno proprio dedicati ad esplorare ed investigare al meglio con ospiti internazionali che vengono dai più prestigiosi istituti universitari di ricerca del mondo, proprio le potenzialità dell'intelligenza artificiale applicata nella medicina. 2 giorni di dibattiti per capire i vantaggi e i rischi che l'intelligenza artificiale porterà alla medicina. Questa è una grandissima opportunità e che il mondo della sanità vuole utilizzarla nel massimo rispetto dei diritti della persona e dei vantaggi reali sulla salute dei cittadini. È un momento in cui, forse è sempre stato così, la tecnologia, l'innovazione tecnologica fa anche paura rispetto oggi più che mai, rispetto alla possibilità che prenda il sopravvento sulle finalità con le quali per le quali è stata creata. Io credo che sia molto importante che, e questo sicuramente avverrà in quei giorni, si sappia spiegare in modo semplice, in modo fruibile da tutti i cittadini, oltre che dagli esperti, quali sono i concreti vantaggi. L'intelligenza artificiale è già presente nelle nostre vite. L'intelligenza artificiale, come tutti gli strumenti, se usati correttamente sarà di grandissimo aiuto. Come ho fatto l'esempio prima, il calcolatore per l'ingegnere non ha portato al degrado dell'ingegnere, ma ha aiutato l'ingegnere a effettuare calcoli e operazioni sempre più complesse. Il medico con l'intelligenza artificiale dovrà sempre restare al centro dell'importanza e del fuoco del problema. L'intelligenza artificiale aiuterà il medico a risolvere problemi complessi, ad analizzare molti dati che, fatto in maniera, da essere umano, richiede tantissimo tempo, giorni o settimane, e può portare facilmente all'errore. La macchina, se ben istruita, evita questo, fa le operazioni molto più velocemente e può dare un aiuto al medico. Mettere al centro il paziente, personalizzando il più possibile le cure. L'intelligenza artificiale è l'algoritmo con cui io utilizzo i dati che sono contenuti nell'intelligenza artificiale, mi possono dare delle soluzioni terapeutiche che in precedenza non potevano essere date, oppure che potevano essere date a tutti nella stessa identica maniera. Quindi l'intelligenza artificiale accompagna quello che è l'altro processo, quello della medicina di precisione, ad ogni paziente la diagnosi giusta al momento giusto con il giusto trattamento.